Non c'è sicurezza, ma quello che è peggio è che non è che non c'è sicurezza, ci fanno credere ci sia, ci fanno credere che ci sia. No, non ci sto, francamente. Paola Pilan, pensionata residente in vicolo General Cantore a Treviso, ci ha chiamato perché da un mese cerca una risposta al grave fatto di cui è rimasta vittima. L'8 ottobre, alle 2 di notte, qualcuno ha sbandato finendo addosso alla sua macchina, una Micra, parcheggiata fuori dal garage. Auto da buttare e pirata, a bordo di una Toyota, come ha rilevato l'impianto a circuito chiuso di un vicino, fuggito via. L'area, come annuncia il cartello a fine stradina, è videosorvegliata e Paola era tranquilla che le telecamere comunali avessero ripreso il colpevole. Nonostante tutto, le videocamere qua e quelle posizionate nel viale Vittorio Veneto, secondo me, a quanto ho capito, non funzionano perché non sono riusciti a rilevare la targa di questa persona. Secondo la polizia locale, le telecamere di viale Vittorio Veneto, posizionate in entrambe le direzioni che l'auto in fuga avrebbe potuto imboccare, non hanno ripreso la vettura. Allora io chiedo, ma non conviene invece di spendere 106.000 euro per le nuove videocamere, per gli ecovandali, sistemare quelle che già ci sono? Che sicurezza abbiamo noi? Quell'auto avrebbe potuto travolgere un pedone, un ciclista e l'avrebbe fatta franca. Se poi io invece inavvertitamente o sbadatamente entro in zona ZTL, fatalità, la targa immediatamente me la trovano. Non è facile per una pensionata, e non faccio del pietismo, trovarsi dalla sera alla mattina a doversi comprare una macchina nuova, quando ci sono delle videocamere che credevo mi tutelassero, invece non funzionano. Io voglio delle risposte.